Il Canicattì cerca il pass allo stadio Lo Monaco di Partanna a Mondello contro il locale Parmonval, una gara che si prospetta difficile ma che assegna punti importanti per l'alta classifica. Licata Alleotta non dovrebbe avere difficoltà a superare il Castelbuono, mentre il Profavara dovrà confermare il buon stato di forma raggiunto sul campo del Castellammare. In promozione in questo secondo turno di ritorno, Girone A, si giocheranno due gare in anticipo, Oratorio Ciro San Giorgio e Olimpica Acragas e poi Vis Borgonovo Cinque Torri Folgore. Match duro ed imprevedibile specie il secondo che si gioca a Belmonte Mezzagno, ecco perché Giovanni Falsone in settimana ha fatto lavorare tanto i propri giocatori e che rispetto all'ultima gara di campionato con le Cascine Termini avrà l'opportunità di schierare la migliore formazione possibile, compreso il difensore Puccio che ha fatto ritorno in campo dopo il noto infortunio. Il tecnico biancazzurro dovrà fare delle scelte oculate per fare spazio ad un 11 battagliero, in grande forma Sette Case e Sant'Angelo, entrambi in rete nelle ultime due giornate e pronti a punzecchiare la retroguardia palermitana. In questa seconda giornata di prima categoria spiccano invece i due derby agrigentini, Atletico Aragona Ravanusa e Gemini Angelo Cuffaro Raffadale, gare dall'esito incerto il cui risultato finale potrebbe migliorare la classifica. Opportunità per fare punti importanti anche per l'Empedoclina, che si reca sul campo della gira penultimo in classifica generale. A proposito della compagine marinara è stato pubblicato sul sito web del comune di Porto Empedocle il verbale di gara dell'appalto aggiudicato provvisoriamente ad una ditta di Aragona per i lavori di rifacimento dello stadio Collura. Si tratta di un passo molto importante che da questo momento dovranno passare un minimo di 30 o un massimo di 45 giorni per poter procedere all'aggiudicazione definitiva. Nel frattempo saranno effettuati i controlli e le verifiche di rito previste dalla vigente norma sugli appalti. Se tutto sarà in ordine, entro 30 giorni lo stadio Collura di Porto Empedocle potrà essere pronto per iniziare i lavori.